Carenza di uomini e di spazi. I problemi della giustizia trevigiana sono evidenti al nuovo presidente del Tribunale, Aurelio Gatto, fin dal suo primo giorno di lavoro a Treviso. Il neoresponsabile del Palazzo di Giustizia si è ufficialmente insediato questa mattina con il rituale giuramento e un giro di saluti a colleghi e collaboratori, alcuni dei quali peraltro già conosciuti. Il presidente infatti ritorna nella Marca dove era stato giudice civile dopo 5 anni alla guida del Tribunale di Bassano del Grappa. A Treviso il sottorganico è ormai cronico e si ripercuote con crescente gravità soprattutto sui procedimenti civili, ancor più che nel penale. La chiusura delle sedi distaccate con il conseguente accorpamento del personale potrebbe portare qualche sollievo grazie alla razionalizzazione, ad esempio, di alcuni uffici e cancellerie, ma apre un altro fronte, la mancanza, in senso fisico, di stanze dove ospitare i nuovi arrivati. Ho trovato quella bella e complessa realtà che avevo lasciato 5 anni fa. I problemi ci sono sempre, forse sono anche cresciuti. Non ci sono ovviamente ricette magiche. Le uniche ricette sarebbero, non smetterò mai di dirlo, l'aumento del personale, l'aumento dei giudici. Ecco, senza queste risorse penso che non si vada molto avanti. L'organico va implementato, perlomeno per portarlo a quello che sarebbe la dotazione, cioè i 34 giudici. Ci sono grossi problemi, vi dicevo, nel settore delle esecuzioni immobiliari, che poi è un settore particolarmente importante perché rappresenta un po' il termine di tutto il percorso giudiziario che affronta un cittadino, il quale aspetta già anni, molti anni, per avere una sentenza definitiva e poi quando si tratta di concretizzare questa lunga attesa si imbatte nell'ostacolo delle esecuzioni immobiliari che dipende da problemi organizzativi del Tribunale e poi dipende anche dalle difficoltà di mercato che è noto c'è oggi. Insomma. Con l'arrivo qui dei giudici delle sezioni distaccate e del personale delle sezioni distaccate forse si possono attuare delle economie di scala. I locali sono quelli che sono, gli spazi sono angusti. Certo che pensare di risolvere tutti i problemi richiamando il personale delle sezioni distaccate mi pare un po' ottimistico.